Io abito a Saint-Tropez, però il mio pensiero prima è arrivare a Galati. 5-6 mesi l'anno perlomeno. Cosa c'è a Galati che a Saint-Tropez manca? Tutto a Galati. Abito a Catania, ma Galati ce l'ho nel cuore perché a Galati si trova il calore delle persone, è uno di quei borghi vecchio stile, vecchio stampo, lontano dalla velocità della città. Basta soltanto vedere questa bellissima piazza. Siamo in uno stage, ad Hollywood devono pagare tantissimo. Bravo. Per una cosa simile. Qui È gratis. ce lo godiamo, se lo godono giornalmente. E quando arrivi a Galati Mamertino trovi sempre calore, sorrisi e grande e buona compagnia. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a voi, Adriano Musso, Buon ciao. pomeriggio a tutti! Ciao belli. Buon pomeriggio! Pomeriggio. Ma come si vive in un borgo del genere? Dico, non c'è altra immagine migliore di quella che stai vedendo, perché trovare della gente seduta qui in piazza l'ora di pranzo a fare un aperitivo tutti insieme penso che sia, diciamo, una cosa particolare. L'accoglienza è una parola importante per voi? L'ospitalità Galati Mamertino è nel cuore del mondo. Basta soltanto vedere questa bellissima piazza. Ad Hollywood devono pagare tantissimo. Bravo. Per una cosa simile. Qui È gratis. ce lo godiamo, se lo godono giornalmente. Spero che l'apprezzano. Io l'aspetto E si sicuramente apprezza tanto quando ci sono dei da scenari del sempre. genere? Io abito a Saint-Tropez, però il mio pensiero prima è arrivare a Galati. 5-6 mesi l'anno perlomeno. Cosa c'è a Galati che a Saint-Tropez manca? Tutto a Galati. Saint-Tropez non c'è niente. Lei da dove viene? Galati, Cosa rappresenta per lei questo paese? una meraviglia. Io ci sono nato e ci sono vissuto finora. Lavoro qua, un'attività a Galati e sto benissimo. E lei oggi presente pure in questo borgo perché? Io abito a Catania, ma Galati ce l'ho nel cuore perché a Galati si trova il calore delle persone, è uno di quei borghi vecchio stile, vecchio stampo, lontano dalla velocità della città e dalla veracità delle persone. Quindi è un posto un po' fermo nel tempo che rimane nel cuore di chiunque vi passi per lavoro o divertimento. E da questo scenario naturale che invitiamo tutti a godere, perché naturalmente qui è sempre così, c'è Ti bellezza. inviteremo a te quando abbiamo un tavolo in mezzo Alla piazza. alla piazza Esattamente. a goderci questo scenario spettacolare. Tranne il blu. Ed ha utilizzato la parola giusta, spettacolare, perché questo è un vero Yes. spettacolo. Un caro saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia. Ciao a tutti. È stato un grande onore essere qui con voi. Alla prossima.